Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua, amici carissimi, buongiorno. Secondo giorno di novembre, penultimo giorno del 2024. Vola tutto in questo con il tempo, vola, te ne accorgi anche tu, carissima Giada Moretti. Ciao, buongiorno. Benvenuta a Giada da Firenze, quindi oggi sentirete questo bel accento toscano-fiorentino. Mi sforzerò di fare No, un accento italiano. no, è bellissimo, mantienilo È così. difficile per noi toscani, eh? No, va benissimo, va benissimo. E un saluto a Lorenzo, naturalmente, preziosissimo tecnico. Allora, benvenuta, dicevo, a Giada Moretti da Firenze, quindi è venuta da questa bellissima città toscana, dal capoluogo toscano. Sei approdata qua a Milano per presentare il tuo strumento e farcelo conoscere. Allora, di che strumento si tratta? Io non so se è già proiettato sullo schermo, no, non credo. Allora, libertà ai nostri ascoltatori di individuare lo strumento. Eccolo lì. Qua si indovina, per forza. Eccolo lì, bellissimo. Allora, Giada, il tuo strumento è il sax. Esatto, il saxofono. Il saxofono. Senti, e mi stavi raccontando perché, com'è nata questa passione, che è abbastanza anche insolita. Sì, allora, io ero, diciamo, piccola per i tempi, perché diciamo che prima c'era sempre questo, oggi mi viene da dire un po' un falso mito, però si diceva che gli strumenti a fiato non potevano essere suonati prima degli 11 anni. Oggi chiaramente è cambiata, quindi io avevo 7 anni e decisi di iniziare a suonare uno strumento musicale, non sapevo quale, ma la mia certezza era che non volevo fare lo strumento che tutti facevano, quindi i più gettonati erano il violino e il pianoforte, quindi esclusi quelli, ho esplorato subito il mondo degli strumenti a fiato. Tra gli strumenti a fiato, sfogliando un libro che avevo a casa, mi soffermo sull'immagine del sassofono. Quindi, come dire, una bambina di 7 anni e mezzo vede questo gioiello, perché è un gioiello, tutto luccicante, dorato, con tasti in madreperla, ha detto: "Io voglio suonare questo gioiello meraviglioso". E così è stato, e quindi ho iniziato però un pochino dopo, a 8 anni, lo studio di questo strumento e non l'ho mai abbandonato. Quindi diciamo che è più il tempo che condivido la mia vita l'ho condivisa più con lui Che con il resto che della con il famiglia. resto, esatto. Senti Giada, allora tu dopo aver conseguito gli studi alla Scuola Musicale di Fiesole con la professoressa Alda Dalle Lucche, cosa aveva di speciale questa professoressa? Ma c'è stata sempre sintonia, un po' anche perché magari era, comunque una donna, quindi magari, c'è Vi stato un comprendevate meglio. sì, sì, assolutamente sì. Poi insomma, mi piaceva, poi soprattutto, anche la scuola, perché insomma a Firenze insomma è una scuola molto E importante, infatti poi ecco. ti sei diplomata brillantemente in sassofono presso il Conservatorio Giovan Battista Sì, Martini perché di Bologna. all'epoca non era riconosciuta ancora come Eh sì, ministerialmente, diciamo, era un cavillo, quindi bisognava fare gli esami da esterni, da privatisti si molti diceva. strumenti sono entrati dopo al conservatorio, tipo la fisarmonica che tu conosci bene perché Sì, hai sì, un duo di fisarmonica, ecco, poi lo sentiremo. sì. Senti, poi hai intrapreso un'intensa attività concertistica, hai suonato con molte formazioni, Sì. se vuoi citarne qualcuna, l'Orchestra Sì, Giovanile Italiana. diciamo sì, lì ho fatto delle collaborazioni in orchestra per iniziare, insomma, a imparare, anche se chiaramente il sassofono non è uno strumento principale, insomma, che ha una grande attività orchestrale, perché non è uno strumento fisso nell'organico, quindi chiaramente cioè diciamo viene chiamato come esterno. Quindi mi sono dedicata per lo più a attività cameristica e a vari progetti, insieme al teatro e insomma varie formazioni. Diciamo che ho la fortuna, dico sempre, di suonare uno strumento che si sposa veramente per il suo timbro, per la sua versatilità, si sposa con qualsiasi strumento. Quindi quando incontro qualcuno e c'è un'intesa, allora nasce poi un progetto di solito. Senti Giada, anche per te vale la nostra clessidra,
la facciamo vedere, Sì. che dura 3 minuti, Bene. quindi puoi chiacchierare per 3 minuti, E poi dopodiché basta. e poi basta, e poi parte la musica Bene. naturalmente. E l'abbiamo già quasi consumata. Quindi io partirei perché, tu hai incontrato il fisarmonicista Antonio Sauto, che è Saulo, sì. Saulo, sì, avevo scritto la T al posto della L. Saulo, chiedo scusa al fisarmonicista, ed è nato questo duo saxofono e fisarmonica Sì. Comancita. Sì. Comancita. Sì, ci siamo inventati questo nome un giorno, dobbiamo trovare un nome, e ci è venuto in mente questo nome. Comancita, con un Comancita. repertorio molto vasto. Vogliamo cominciare ad ascoltare qualche Certo. cosa da questo duo Comancita, ovvero Antonio Saulo e Giada Moretti al sax.
Bravissimi davvero. Grazie. Questo duo Antonio Saulo con la fisarmonica e Giada Moretti con il sax. Bellissimo, era un pot-pourri Sì, un piccolo medley. bellissimo, molte se ne sono riconosciute. Senti, ma fra suonare un mantice, perché la fisarmonica è faticosa, ma anche il sax non deve essere dei più semplici. Chi è che fa più fatica secondo te? Secondo me ce la giochiamo alla pari, Ah sì, ce la giochiamo alla pari. Sì, secondo me sì. Per questo che secondo me poi diciamo che ogni strumento ha la sua poi, no, io non credo che ci sia, uno strumento più o meno faticoso, ma, un po' tutti gli strumenti son faticosi poi alla fine, no, è anche l'aspetto bello forse del suonare uno strumento, ci mette un po', Alla prova. alla prova, sì. Senti, comunque molto belli questi 2 strumenti insieme che, spesso lavorano, no, perché questo duo è ben, affermato, quindi suonate spesso tu ed Antonio. Sì, sì, diciamo che poi ci siamo ispirati almeno io ci penso sempre, a una grande formazione, forse sono stati i primi a unire i 2 strumenti, che è stato Astor Piazzolla e Gerry Mulligan, che fecero una grande collaborazione dalla quale poi, uscì un disco. Ehm, insomma io, quando ho pensato insomma, a parte dopo aver conosciuto Antonio, ma quando ho pensato di, ehm, aver piacere di suonare insieme a una fisarmonica, sicuramente mi sono ispirata a loro 2, perché Hai fatto bene, ti han dato quella giusta ispirazione. Senti Giada, questa è una radio senza filtri né censure, quindi per chi volesse chiamarci 0292 94 7222. Gli ascoltatori possono intervenire in diretta, farti qualche domanda, certo. quello che desiderano magari sottoporti, oppure ascoltare religiosamente in silenzio ed è una trasmissione che va in replica, quindi mi è capitato spesso mentre ero in macchina di risentirmi e quindi di apprezzare perché mi perdo molto di quello che dicono gli ospiti, perché uno è in tensione magari Cioè con il tecnico, con quello che va in onda. E intanto prima, nella prima parte, abbiamo visto dei bellissimi strumenti. M'hai detto che si tratta di un museo dello strumento del sax. sì, esiste un museo del sassofono. Ora, dunque il sassofono bisogna tenere sempre, presente che, come la fisarmonica tra l'altro, è uno degli ultimi strumenti che è stato, inventato, ovviamente di strumenti che non fanno parte degli strumenti elettronici. E quindi, tutto è nato dopo, come il suo ingresso appunto nella didattica e nei conservatori e, allo stesso tempo quindi, anche da un punto di vista diciamo più, organologico, chiamiamo così, quindi è veramente di recente, un collega, perché è un sassofonista, ha creato questo, museo del sassofono a Fiumicino, dove all'interno, c'è una bellissima collezione di sassofoni, Poi dai primi. magari preghiamo poi Lorenzo se li fa rivedere questi bellissimi sassofoni. Tanto mandiamo in diretta una chiamata. Certo. Pronto? Sì, Pronto? sì, buongiorno, sono Francesca, chiamo da Genova. Prego Complimenti, Francesca. Buongiorno. complimenti alla nostra meravigliosa sassofonista Giada, è bellissimo tutto il pezzo seguito prima con il fisarmonicista, questa musica argentina è veramente uno spettacolo, una meraviglia da ascoltare perché c'è dentro tutto, come giustamente sottolineato dalle frasi che comparivano sotto di voi. Complimenti davvero, veramente bravissimi tutti e 2. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie mille, un saluto a Genova, questa bella città ligure. Eh sì. Senti, allora torniamo a te, torniamo alla tua biografia. Dunque abbiamo parlato dell'incontro con Antonio Saulo. Non hai altro da farci ascoltare Al momento al momento no, digitale di pronto all'uso no, E non avete in col programma un CD, la nascita di un CD? sì, questo era sì, Ecco. era tra nei nostri progetti, anche perché poi ora questo è un assaggio, ma il nostro, repertorio poi ovviamente negli anni si è ampliato. Chiaramente noi, diciamo, viviamo più di trascrizioni e arrangiamenti, perché, Certo. per la formazione originale esiste qualcosa di originale, per esempio uno dei brani che prima è passato, Postcards, è stato composto proprio per sassofono e fisarmonica, però insomma diciamo che, ci piace anche adattare alla E nostra chi si formazione. occupa delle trascrizioni?
prevalentemente Antonio. Senti Giada, tu hai anche un quartetto, suoni anche un quartetto? Sì, un quartetto di sassofoni. Ecco, il quartetto di sassofoni invece vanta, diciamo, invece di un grande repertorio scritto per la formazione. E quindi ci piace però anche lì suonare sia brani originali che trascrizioni e arrangiamenti. Per chi non lo sapesse, il quartetto di sassofoni funziona un po' come il quartetto d'archi, quindi come nel quartetto d'archi ci sono il primo violino, secondo violino, viola e violoncello, nel quartetto di sassofoni c'è il sassofono soprano, sassofono contralto, tenore e baritono. E tu che sassofono suoni? Tenore, io sono una viola mascherata. Sei una viola mascherata. Allora, che cosa ci fai ascoltare da questo quartetto? Se vuoi ricordare anche il nome dei tuoi colleghi. Allora sì, Mattia Catarinozzi che è al sassofono soprano, Martina Daga al sassofono contralto e Ruben Marzà al sassofono baritono. E questo è tra l'altro un concerto che abbiamo fatto da poco, proprio dedicato a il minimalismo, diciamo, post-minimalismo, quindi di compositori come Philip Glass, che penso che in tanti conoscete, che ha scritto proprio un quartetto per quartetto di sassofono. Ci sono due versioni, una è per quartetto di sassofoni e orchestra, ma ovviamente noi questa invece è la versione del solo quartetto. Bene, ascoltiamo, che sarà una cosa anche particolare, un po' interessante anche, diciamo, per chi si avvicina meno a questo tipo di formazione. Certo. Ci rende la linea, è successo un intoppo, che succede? La tecnologia è questa. Ma questo è anche il bello della diretta, se certo. no sembra tutto preconfezionato, invece è bello. Qui è proprio in completa diretta. Infatti, quindi questo era il primo movimento, tra l'altro, perché è un quartetto suddiviso in diversi movimenti, questo era il primo. Quindi adesso che cosa succede, Lorenzo? Riparte? Ah, è tutto qua? Ah, era brevissimo. Sì, era brevissimo quello lì. Non me l'avevi avvisato che fosse così breve. Non me lo ricordavo nemmeno io. Va bene, allora ricordiamo che abbiamo in linea con noi Giada Moretti, sassofonista, è meglio dire sassofonista? Ecco, questa è una bella diatriba, nel senso che io tra l'altro mi ci sono scontrata un po' perché ho fatto una tesi all'università dedicandomi alla storia della didattica dello strumento, perché comunque oltre alla parte concertistica ho dedicato gran parte all'interesse per la didattica di questo strumento, essendo oggi anche una insegnante, insegnandolo, Certo, quindi mi sono diciamo documentata. Allora, mentre preparavo la mia tesi, chiaramente c'è questo è venuto subito fuori qual è la differenza tra saxofono e sassofono. Il sassofono è l'italianizzazione della parola, però non sarebbe corretta, perché sarebbe il suono di sax dal suo inventore, e quindi sarebbe corretto dire saxofonista. Saxofonista, bene, noi usiamo la parola corretta, saxofonista. Senti, tu dicevi che appunto sei anche docente, ti sei laureata a Firenze in musicologia e beni musicali, sì. Che sarebbe, cosa si intende per beni musicali? Tutto ciò che concerne comunque la musica, diciamo che nel percorso di studi c'è tutto dall'organologia alla storia del teatro, interessante, molto. Sì, al cinema, all'estetica, a tutta. Bello, questo poi si ricollega con la seconda parte, quella che ne parleremo dopo col trio Ginaica, probabilmente ti è servito anche certo, in questo caso. Assolutamente, poi anche ne parliamo sì. in seguito. Senti, quindi attualmente sei docente di saxofono al liceo musicale Petrarca di Arezzo. Sì. E questi ragazzi che studiano il sax, che cosa vogliono fare? Puoi mettersi un'orchestrina propria? Che intenzioni hanno? Lo sai? Allora, ancora non lo so, c'è chi però dice che vorrebbe proseguire gli studi e magari diventare un musicista, e questo è
può solo far piacere, perché insomma, io sono dell'idea che, perché la musica possa continuare a vivere bisogna coltivarla, e bisogna Infatti, certo. coltivarla da insomma dall'insegnamento, dai giovanissimi. Ma anche dalla conoscenza, magari non occorre suonare uno Esatto, strumento musicale, però approcciarsi ai concerti e esatto. così imparare a conoscere anche un po' la storia della musica in modo che Assolutamente. Anche perché il mio strumento, essendo giovane, ancora oggi spesso non è così conosciuto, almeno in Italia da noi. Quando insegnavo alle medie, molto spesso, quando bisognava assegnare gli strumenti alle medie a indirizzo musicale, c'era il sassofono, all'inizio non lo voleva mai fare nessuno, perché fondamentalmente non sapevano ma di tu cosa si già trattava. a 7 anni avendolo, conosciuto è stato subito Per me sì, una grazie a quella foto. una facilissima scelta. Senti, allora con questo quartetto facci ascoltare ancora qualcos'altro. Sì, dovrebbe esserci un altro movimento sempre del concerto di Glass, oppure no, forse quest'altro video, forse, un altro brano sempre originale per la formazione di Torque, July.
Molto bello questo brano. Sì, questo era poi mi sono confusa con i video, era un altro movimento sempre del concerto di Philip Glass. Senti, siete veramente tutti e 4 molto bravi. E il gruppo come si chiama? Avete un nome, il vostro quartetto? C'è siamo ancora in un dibattito sul nome, quindi per ora un quartetto di sassofoni, per ora Quartetto di un Ma grande classico. senti una cosa, ci sono gli altri quartetti di sassofoni? Siete un po' una Sì, rarità o no, ce ne eh? son tantissimi proprio perché la formazione è un po' come dire un quartetto d'archi, è la stessa Ecco, sì. cosa, quindi è proprio una sì. Tra l'altro noi ci siamo ritrovati diciamo da poco perché, dunque il quartetto di sassofoni per la vita di un sassofonista, c'è perché fa parte anche, nelle Del prove repertorio sì, proprio anche nel percorso di studio accademico, c'è proprio la pratica di suonare in quartetto. Io anche che mi sono diplomata con il vecchio ordinamento, al diploma c'è la prova proprio in quartetto, quindi è una cosa che si fa. E si cambiano anche le formazioni, no, i componenti, è interessante anche poi confrontarsi con altre persone. Ma voi siete abbastanza, diciamo, comunque un gruppo stabile abbastanza, il In vostro realtà questo quartetto? gruppo è molto recente in realtà, ed è stato molto è stato carino perché proveniamo tutti e 4 da diciamo da scuole Poi diverse e quindi, io lo trovo molto interessante, no, la commistione poi è vero, di stili, di certo. idee, insomma, Di modi anche di apprendimento che sì, tutto sì, sommato che se la anche il musica modo di pensare e vivere la musica, no, ma quindi allora ci si siete tutti confronta. toscani? No, No. in realtà toscani siamo solo in 2, gli altri sono adottati, diciamo, di Adottati. adozione toscana. Allora senti un attimo di stacco, un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con nostre interessantissime chiacchierate. Bene, a tra poco. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Per le mamme e i papà, ma anche per chi non ha figli. Se volete ascoltarmi e parlare con me di pedagogia, attualità, società, costume, seguitemi su Radio Libertà. Largo ai bambini con Francesca Corbella ogni giovedì alle 16:35. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. E torniamo in diretta, carissimi amici, del nostro programma, il programma del sabato, L'angolo della musica classica, un programma che ha tanti anni di vita e a me fa molto piacere condurlo perché penso che portare la musica nelle case, la conoscenza ecco, per esempio oggi del sassofono, questo strumento che solitamente quando gli ospiti in studio arrivano con il loro strumento, ma Giada ha detto che Sì, purtroppo sono anche reduce da un'influenza che ancora anzi già che riesco
riesco a È già parlare molto. senza che la tosse spero di non chiamarmela, però insomma. La settimana scorsa abbiamo avuto ospite un chitarrista con allievo. Ah, molto Sì, bello. molto carino, perché questo allievino di 16 anni, molto bravo, eccetera. La settimana prima ancora un violoncellista col suo violoncello che abbiamo messo qua a troneggiare proprio, ecco. Ci sarebbe stato bene anche il tuo sax Sì, così sì. brillante. In che materia è lo strumento del sax? Ottone. Ottone. Ottone, sì. E dove si compra? Diciamo, c'è una ditta Ci sono diverse case costruttrici, oramai poi il mercato al giorno d'oggi il mercato è veramente esploso, no? Ma Quindi ci sono diciamo le case costruttrici top, diciamo, e poi ci sono chiaramente anche quelle un po' più base che comunque comunque sono case italiane anche. italiano non Non tante. c'è poco, c'è qualcosa esiste ancora, però prevalentemente, non so, io per esempio il mio strumento è francese, perché poi ed è anche il marchio storico, no, perché poi il costruttore Adolphe Sax all'epoca depositò il suo marchio in questa maison francese che è la Selmer, e io per esempio mi sono affezionata e ancora ho lo stesso strumento da sempre, tra l'altro. È sempre uno. È sempre quello, È sì. sempre quello. Gli altri no, però lui è quello a cui È sono quello più del cuore. affezionata, è quello del cuore, sì. È quello che viaggia con te. Sì, non potrei non me la sentirei di tradirlo. Il nostro amico violoncellista quando parte raccontava così, piccolissimo aneddoto, che prende il posto sull'aereo per il suo violoncello, lo lega, lo mette vicino a sé. Allora questo purtroppo mi viene da dire, però sì, perché le compagnie aeree hanno delle grandissime restrizioni, quindi per tutti gli strumenti che sforano le misure, e il sassofono anche sfora di misure, per E quindi si esempio. siede a fianco a te. E quindi di solito si siede a fianco, c'è una cintura particolare per cui va legato e sì. Sì, sono strumenti preziosi, guai, sempre tenerseli accanto. Senti, allora andiamo avanti, vuoi farci ascoltare ancora qualcosa di questo da questo quartetto? Parliamo invece un momento di questo secondo gruppo, questo gruppo che si chiama il trio Ginnaica. Siete 3 signore, 3 Sì, donne. siamo 3 donne, come il nome suggerisce. Lì è stata facile lì la scelta del nome, a differenza delle altre formazioni che per elaborare un nome che potesse essere accattivante o comunque che ci potesse piacere, in questo caso eravamo tutte d'accordo ed è stato abbastanza semplice. Ecco, siete 3 donne unite per l'amore e la passione verso lo spettacolo, che proprio attraverso parole e musica raccontano storie, recitano poesie, poemi. E allora da chi è formato intanto questo trio? Chi siete? Qui sono queste 3 Dunque ci signore? sono sempre io ovviamente Certo, al giusto. sassofono, perché suono quello, poi Agnese Focardi con l'arpa. Ora ovviamente siccome spesso ci capita di girare, in questo caso suona l'arpa, l'arpina piccola, la celta, Certo, quella beh. senza pedali, perché portare Un po' impegnativo, un po' l'altra arpa è veramente impegnativo, lo so, e quindi non abbiamo nemmeno i mezzi per poterla trasportare, e quindi però è un ottimo compromesso, suona comunque molto bene, e anche quella insieme al saxofono diciamo che si crea un bellissimo suono, e poi c'è Caterina Fornaciai che racconta, che parla, che è la nostra attrice. Lei ha fatto la scuola allo Stabile di Genova, e quindi diciamo che ora non perché lavora con me, però insomma è molto brava a catturare l'attenzione del pubblico, anche dei più piccoli. Ci è capitato di fare anche degli spettacoli, diciamo, per i giovanissimi, e devo dire che è stata brava a tenere la loro attenzione. Mi raccontavi che avete fatto un Ulisse ridotto. Sì, abbiamo fatto veramente una riduzione di 50 minuti dell'Odissea, quindi Sì, quello dell'Odissea, certo. 50 minuti di Odissea, quindi ovviamente scegliendo un po' gli episodi anche che per noi ci sembravano più interessanti da raccontare di questo fantastico viaggio. E i ragazzi si sono interessati, si sono Sì, entusiasmati. hanno seguito, ma anche i più piccoli. Ci è capitato una volta di farlo in un contesto dove c'erano dei bambini di 4 anni che
hanno sai assistito e hanno seguito. se è una storia così raccontata si entusiasmano, si appassionano, è come raccontare appunto un'avventura, certo, l'avventura Assolutamente sì. dell'Odissea. Senti, sarebbe uno spettacolo comunque da proporlo alle scuole, ai Sarebbe teatri molto bello, sì. magari delle città più piccole che sono forse più sensibili anche a questi richiami rispetto alle Sarebbe grandi bello, città sì. che sono già organizzate. Noi lanciamo ogni tanto questi messaggi, chissà che magari Qualcuno li coglie. qualcuno non li possa cogliere. Senti una cosa, allora, poi sentiamo qualcosa attraverso, queste 3 signore che si raccontano, perché voi recitate appunto poesie, abbiamo detto, trattate temi sociali importanti, no, con Sì. particolare attenzione alle figure femminili. Ovviamente, essendo 3 donne abbiamo questa inclinazione a trattare tematiche per lo più femminili. E ce ne sono talmente tante oggigiorno che sì. non c'è che l'imbarazzo della scelta. Sì, assolutamente. Senti, allora adesso il nostro tecnico ha alzato c'è una chiamata in linea, allora sentiamo di chi si tratta. Intanto ricordiamo il numero 0292947222 con un pronto. Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Sì, buongiorno Retta, sono Elisa, buongiorno. Buongiorno Elisa, prego. Sì, faccio i complimenti alla tua ospite, il sax è uno strumento bellissimo che tra l'altro poche volte mi sembra tu abbia ospitato. È vero, hai ragione. E quindi siccome ti seguo sempre, quando ho visto che c'era la tua ospite ho detto non posso non sentire, come sempre naturalmente, ma insomma complimenti alla tua ospite, bravissima, e a te ovviamente per come conduci la trasmissione. Ma grazie Elisa. Buongiorno, grazie mille. Buongiorno, grazie a voi, grazie. È anche molto carina, forse non so se riesci a seguirci anche con la sto vedendo perché sono in macchina, quindi non guido io ovviamente, la sto seguendo dal cellulare, la vedo bella e tra l'altro bella, bravissima, e poi tra l'altro prima parlava dell'arpa, quindi arpa e sax insieme sono i miei strumenti preferiti in assoluto. Va bene, grazie. Continua ad ascoltarci e attenzione in macchina, vabbè che non se guida, se non guida lei il problema è risolto. Senti, no, in effetti è vero, io ho ospitato alcune volte la Francesca Aimar che suona appunto musica jazz, quindi con accompagnamento anche del sax e così, però una saxofonista come sei tu, mi pare di ricordare che sei la prima, quindi che bello, grazie. Senti, allora andiamo avanti intanto ancora con il quartetto. Sì. Poi passerei magari a soffermarci meglio sul trio Ginnaica. Già, era finito, era uno spezzone. Tra l'altro interessante però perché questo è uno dei pochi brani di questo concerto che non era scritto per la formazione ma è stato arrangiato. È stato arrangiato. Esatto. Quindi gli strumenti cosa avrebbero dovuto essere un quartetto d'archi? Cosa? No, in partenza io credo questo era Nyman. Sì, una piccola, mi sa che la formazione originale era per un ensemble o una piccola orchestra. Senti Giada Moretti, così almeno il pubblico ti memorizza meglio. Tu hai partecipato quest'estate al Festival della Valtellina. Questo festival è arrivato, se non erro, alla 12ª edizione. Quindi ti sei avventurata sulle montagne della Valtellina. Montagne, però è stata un'esperienza veramente bella, a parte perché, devo dire la verità, non ero mai stata in Valtellina e quindi è stata un'occasione anche per vedere la Valtellina, e poi perché abbiamo fatto il concerto con Antonio, quindi insieme alla fisarmonica, in questa chiesina che era un po' sperduta ma in un posto molto bello perché era una specie di bosco, quindi c'era un panorama
panorama bellissimo, un cielo azzurrissimo, noi venivamo da 40 gradi di Firenze e Ah siamo sì, arrivati era lì, cal invece c'era una situazione molto più vivibile, quindi già quello è stato l'arrivo era stato, cioè quello è stato gratificante. veramente sì. E soprattutto poi dopo il concerto ci siamo fatti una mangiata con prodotti tipici della Ce Valtellina, ne sono insomma tanti ce ne infatti, sono tanti, non dai scherzano, pizzoccheri esatto, pizzoccheri e e quindi bresaola e vino buono. sì, e poi è stato veramente un'accoglienza calorosissima, un pubblico attento, partecipo, e quindi è stata una bellissima esperienza. Bene, poi dobbiamo fare veramente i complimenti agli ideatori, ai fratelli Parrino, Assolutamente. perché ogni anno si inventano un tema nuovo e offrono a chi è in vacanza in Valtellina questi concerti itineranti, perché sono concerti appunto che visitano vari luoghi, varie chiese, un'idea bellissima che merita davvero di Assolutamente sì. di partecipare noi come pubblico e voi anche come strumentisti, così offrite bella musica in posti stupendi. Bene, senti allora, adesso chiedo al tecnico, a che punto siamo. Dal quartetto, 4 minuti dal quartetto, così poi ci soffermiamo sul trio Ginnaica. Vuoi Benissimo. ricordare ancora i nomi dei tuoi colleghi? Sì, Mattia Catarinozzi, Martina Daga e Ruben Marzà.
Parlo? Allora il quartetto senza nome ancora, no, un quartetto da la prossima volta però ci dirai Sì, che sì. nome avete, che battesimo ha ricevuto il quartetto. Senti, ma trascrizioni di musica classica, per esempio Bach che viene trascritto in tutte le maniere, ci avete mai Assolutamen pensato? Sì, sì, l'abbiamo fatto, sì, sì, L'avete viene anche fatto? fatto, proprio perché, compositori come Bach, insomma si prestano benissimo. C'è sempre tra noi sassofonisti diciamo sempre che, è stata solo diciamo un gap temporale, altrimenti se il sassofono fosse esistito all'epoca di Bach, io sono sicura che Chissà cosa avrebbe scritto. qualcosa avrebbe composto. Senz'altro. Vabbè, ci pensate voi a fare delle trascrizioni. Certamente. Senti, intanto ricordo per i nostri ascoltatori che abbiamo in linea, cioè abbiamo in studio Giada Moretti, direttamente da Firenze, ma tu esattamente vivi ad Arezzo o a Firenze? Io vivo a Firenze, ahimè, e quindi sono una pendolare. Ma quanti giorni insegni ad Arezzo? Eh, Tutti i giorni? tutti i giorni, Ah, sì, tutti i giorni, quindi sì. ti fai avanti e indietro. Esatto. Vabbè, non ci sarà la nebbia per fortuna. No, comunque vado in treno, quindi in vai in caso se la treno, vede giusto, l'autista del treno. certamente. Allora per chi ci ascolta solo con la radio, sentirà la musica, se ci ascoltano dalla radio DAB, come capita a me di sentirla quando sono in macchina, sentono solo la musica. Per chi ci segue anche con il canale 252 o dal telefonino, vedrà questo alternarsi delle figure del duo della nostra artista molto carina col suo sax, abbracciata al sax. Quanti sax hai? Tutti e 4 i Ce li hai tutti componenti e della 4, famiglia, sì, sì. ma suoni prevalentemente il sax tenore, hai Tenore e detto? contralto. Anche il contralto perché è quello che si usa, per lo più per esempio in ambito appunto didattico, accademico e quindi, lui è sempre con me. Senti, Giada, torniamo al trio Ginnaica, Sì. queste 3 signore unite per l'amore e la passione verso lo spettacolo. Sì. Che cosa fanno queste 3 signore? Che cosa recitano? Cosa portano in scena? Che Allora, cosa offrono al pubblico? abbiamo diversi spettacoli all'attivo, a parte appunto come ho detto prima, Vi dedicate al sociale anche, mi ci dicevi, dedichiamo sì? molto al sociale, ora, abbiamo, diciamo, all'attivo proprio uno spettacolo che andrà anche in scena, in un teatro importante di Firenze, uno spettacolo sempre ovviamente dedicato alle donne, ma che porta in scena le voci, delle detenute del carcere di Sollicciano di Firenze. Questo è nato dalla nostra esperienza, avvenuta l'anno scorso in occasione della festa della donna, per cui siamo andate al carcere di Sollicciano a portare invece uno spettacolo che parla sempre di donne, ricette culinarie per donne tristi, Che carino, che è uno ricette culinarie. spettacolo che è ispirato a un testo, di un autore, sudamericano, che si intitolava Manuale culinario per donne triste. Noi l'abbiamo chiamato ricette perché l'abbiamo selezionato e poi, come facciamo spesso, prendiamo ispirazione dai testi ma li modifichiamo, nel senso che poi inseriamo delle poesie, quindi anche dei momenti, alcune parti anche scritte proprio da noi, e quindi è uno spettacolo che cioè tratta di temi, diciamo importanti, attuali purtroppo anche, sì, certo. Ora questo delle ricette culinarie è anche un po' ironico, no, quindi c'è la parte del tradimento, quindi le ricette ad hoc per i tradimenti, o le ricette ad hoc per quando insomma uno è giù di morale, Questo sarebbe interessante conoscerle, anche proprio fare un piccolo libretto, un libercolo su queste ricette. L'hai provata qualcuna di queste ricette? No, perché alcune sono un po' estreme. Ah, E infatti c'è una parte dello spettacolo che consiglia un potage con tutte delle erbe per allontanare gli scocciatori. Sì, allora E poi infatti dice il farmacista non te le diciamo non te le darà volentieri, e quindi quei potage con la stricnina dentro forse non sono proprio no, è molto consigliabile. non sono consigliabili, però esatto, è molto ironico. Mentre questo appunto invece delle detenute nasce dalla collaborazione con una nostra cara amica oramai, che è Monica Sarzini, che tiene i laboratori di scrittura creativa all'interno del carcere, e quindi ha aiutato queste donne a scrivere, anche per giustamente per passare il loro tempo, per riflettere, per dargli anche un'opportunità, no, perché poi bisogna Senti, ma gli uomini seguono questi spettacoli
spettacoli? Sono interessati? Il Allora, pubblico devo dire è che la prima domanda è: ma è adatto anche agli uomini? Assolutamente sì, perché poi queste tematiche è inutile che interessano ce le teniamo per noi, bisogna educare l'uomo più che è altro, quindi vero. anzi sono i primi per noi ad essere invitati ad assistere agli spettacoli. E quindi vengono anche loro, accompagnano le Vengono mogli accompagnano le e mogli, imparano? sì. Imparano. Una volta è stato un episodio veramente carino su queste ricette culinarie, perché c'è una parte che parla dell'impotenza maschile e, nel silenzio più totale una signora di una certa età ha tirato una gomitata al marito e gli ha detto: "Ascolta bene". E quindi E si è sentito. si è sentito e noi insomma c'è venuto da ridere ovviamente. Senti, ci fai sentire qualcosa da Sì, questo volentieri, trio? magari qualche spezzone Qualche dello spezzone. spettacolo. Bene, sentiamo qualche cosa dal trio Ginnaica. Manuale di culinaria. Nessuno conosce le ricette della felicità. Nei momenti infelici saranno vane le più elaborate pietanze della gioia, anche se per alcune la tristezza è motore dell'appetito. Non conviene, nei giorni di angustia, rimpinzarsi di cibo. Non si assimila e produce grasso il mangiare dell'infelicità. I beveraggi più sani diventano benefici quando sono consumati da una donna afflitta. Sana abitudine è il digiuno nei giorni di disgrazia. Tuttavia, nella mia lunga pratica con frutti, verdure, con erbe, radici, con muscoli e viscere delle varie bestie selvatiche e domestiche, ho trovato in certe occasioni vie di consolazione. Sono preparati semplici e molto poco rischiosi. Prendili tuttavia con cautela. I migliori rimedi per alcune sono veleno. Però fai la prova, tenta. Non è bene che accarezzi passiva la tua infelicità. La tristezza costipa. Cerca la purga delle lacrime, non fuggire il sudore. Dopo il digiuno, prova le mie ricette. La mia formula è confusa. Ho verificato che nella mia arte poche regole si confermano. Diffida di me, non cucinare i miei decotti se ti assale l'ombra di un dubbio. Ma ascolta questo tentativo fallace di stregoneria. Lo scongiuro, se serve, non è altro che musica. Uno spettacolo davvero piacevole, interessante, istruttivo, bravissime tutte e tre. Grazie. Brave, brava la voce, bravi. Vuoi ricordare anche tu i nomi ancora delle Sì, tue? la voce Caterina Fornaciai e all'arpa Agnese Focardi. Questa era un'arpa però, non era No, un'arpina. è sempre un'arpina. È un'arpina? È sempre un'arpina, ma hanno suoni potenti le arpine. Sì, no, mi È sembrava già un abbastanza scuro, un po' più scuro rispetto a come No, non come tanto timbro. suono quanto la dimensione, sembrava Ah. quasi che si avvicinasse abbastanza all'arpa
All'arpa tradizionale a pedali. tradizionale. Senti carissima Giada Moretti, siamo arrivati al termine di questa chiacchierata, perché io le chiamo sempre chiacchierate. Certo, Si va così giusto. proprio, sì, in maniera spontanea. Sì, assolutamente Ecco, giusto sì, una è scaletta naturale. per non perderci con il far impazzire troppo il tecnico con i brani musicali. Io veramente ti ringrazio, ti faccio 1000 complimenti per il tuo strumento, per la tua carriera, per tutte le tue cose belle che Grazie, avrai in mente e che realizzerai senz'altro. grazie, sì. Torna qua nella nostra trasmissione, visto che hai una Volentieri. sorella che vive a Milano e Sì. ti è magari anche più facile da Firenze raggiungere Certo, la sì, nostra perché città. Adesso ci facciamo una fotografia insieme, ricordo, certo, e ti che manderò la trasmissione con WeTransfer in modo che benissimo. tu ti possa rivedere. Bene. Grazie a Lorenzo, sempre preziosissimo tecnico. Un saluto a tutti carissimi amici e appuntamento alla settimana prossima, sempre con un ospite, spero qua negli studi. Bene, grazie a tutti, grazie Giada. dell'invito e buona giornata a tutti, Grazie, direi. e Questa grazie domenica di infinite. sole, sei sabato. Avete ascoltato